Luce e gas, bollette mai così alte. 460 euro, tanto è l'aumento che le famiglie del nord-est si sono viste recapitare in bolletta a fronte dei quasi 380 sul territorio nazionale. L'allarme della CGA di Mestre. Nonostante i prezzi di mercato dell'energia elettrica e del gas siano a livelli di inizio estate del 2021 e i governi Draghi e Meloni abbiano erogato nel frattempo a nord-est almeno 15 miliardi di euro di risorse per mitigare il caro energia per famiglie e imprese, nella nostra ripartizione geografica gli aumenti delle bollette di luce e gas sono stati più importanti d'Italia. Impennata che secondo la CGA di Mestre è da imputare all'aumento rilevante della quota fissa in bolletta e probabilmente anche all'andamento dell'inflazione maturata nel settore energetico che nel nord-est è cresciuto in misura più significativa che altrove. Il Veneto in particolare, lo confermano i dati della CGA di Mestre, è ancora più caro rispetto alle altre parti d'Italia e questo è un problema non solo sociale ma anche imprenditoriale. Produrre in Veneto oggi costa di più rispetto ad altre zone d'Italia e questo ha delle conseguenze gravi anche sul tessuto economico, sulla competitività della regione, oltre che naturalmente sui portafogli delle persone e delle famiglie. Prezzi dell'energia che, come ricorda la CGA, sono tornati ai livelli dell'estate 2021, ma le bollette segnano comunque un'impennata consistente. Ora, con i prezzi in calo, sarebbe il caso di abbassare anche le bollette, magari attraverso un deciso intervento delle autorità per l'energia nei confronti dei fornitori. Aumenti che l'Associazione Italiana Difesa dei Consumatori ha provato a spiegare anche analizzando il profilo dei consumatori del territorio del nord-est, maggiormente inclini a rimanere fedeli ai propri fornitori e quindi a non valutare eventuali offerte di altre compagnie energetiche, comportamento che rende il mercato poco concorrenziale, motivo per cui Adiconsum invita le persone alla luce della liberalizzazione del mercato a fare attenzione alle possibili offerte. Dobbiamo essere in grado di saper approfittare delle offerte commerciali migliori e da questo punto di vista il trova offerte delle autorità è un ottimo strumento, un comparatore pubblico che ci può aiutare a risparmiare sull'energia elettrica e sul gas.